oggi siamo pronti a partire, io e il mio amico Renato, per una nuova avventura. Dove andiamo oggi, Renato? Non so, Malga Ciao, cos'è? Che? Malga Diaf. Malga Diaf. Tu non ci sei mai stato? No. Io ci sono stato da bambino a piedi e oggi torniamo su di là, vediamo com'è la situazione. Bene, un po' dura, Forse un po' dura, ma fino a San Francesco tranquilla. A più tardi. Bene. Renato è già in fuga. Siamo a metà salita verso la Malga Diaf. Porca puttana, 22-23% di salita, tutta sul manubrio. Paolo diceva che era una piccola rampa, invece è una rampona. Signori e signore, siamo arrivati alla Malga Diaf con Renato Compressor e Paolo Rossi. Compressor detto Renato. Compressor Bernardi. detto Renato, Bernardi Compressor perché è il comprime. Questa è la Malga Diaf. Malga Diaf. Siamo felici di essere arrivati fino qui dopo tanto tempo. Ok, vuoi dire qualcosa ai tuoi fan? Praticamente pensavo fosse un po' più dura, e invece è una cosa leggerissima, non so, un 15% o medio. 15% a piedi. Però ho dovuto fare 30 metri a piedi perché la bicicletta slittava, no? La ruota dietro però, non quella davanti. Davanti ad Edrio. Allora mi raccomando, vi aspetto tutti sul mio canale. Anche oggi mi sono divertito tantissimo col mio
amico cliente abitué Renato, che fisicaccio, e ci vediamo alla prossima uscita, sempre mountain bike, qui in Val d'Arzino soprattutto, dove i posti sono bellissimi. Grazie a tutti per seguirmi, sostenermi soprattutto.